Abbiamo presentato una mozione perché il governo e le istituzioni europee istituiscano finalmente il reato dell'utero in affitto. È una prassi abominevole che fa già nascere un bambino orfano della madre. Noi questo non lo possiamo tollerare e vogliamo che finalmente venga fatta una chiarezza normativa. Speriamo che il nostro appello venga accolto da tutto il Consiglio regionale e che poi il Parlamento legiferi in tal senso. Io sostengo con convinzione questa mozione perché mi chiedo che fine hanno fatto le femministe quando ad ogni stupidaggine sollevano scudi e in questo caso, che è un vero uso dell'utero della donna, non commentano, sono completamente assenti. Mi chiedo anche quale sia il ruolo della donna in tutta questa vicenda quando viene usata, bistrattata e un domani pensa di avere un figlio da un'altra parte del mondo.